Bentrovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio del giovedì dedicato allo sport come di consuetudine. Siete sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, siete anche naturalmente sul canale 813 del digitale terrestre per quanto riguarda la provincia di Belluno, in attesa di ampliare la nostra visione a tutto il Veneto. E allora iniziamo questa giornata, questo nostro appuntamento sportivo con le principali di oggi. Andiamo a ricordare che domenica si corre a Sochi il Gran Premio di Russia, 16ª gara del Mondiale di Formula 1, con la Ferrari ancora in rincorsa e mentre si parla anche di un possibile abbandono della Formula 1 della Mercedes nel 2021. Il mondiale di ciclismo in questo caso in Austria attende la gara dei professionisti, gli azzurri di Cassani hanno sgambato già a Torbole, adesso sono in ritiro in vista della gara di domenica, oggi un'altra sgambata sul Garda e poi trasferimento definitivo in Austria ad Innsbruck. L'Italia del volley invece nell'altro mondiale che ci vede protagonisti ha perduto nettamente e piuttosto male anche ieri sera contro una fortissima Serbia, ha perso per 3-0, risultato mai stato in discussione per i nostri avversari che hanno condotto dall'inizio alla fine il match. Ora, prossimo incontro con la Polonia, bisognerà vincere ed aspettare le combinazioni del risultato tra Serbia e Polonia di questa sera. Si muove anche la nazionale femminile di Mazzanti, sempre per quanto riguarda il volley, che a Sendai ieri sera ha battuto in amichevole per la seconda volta l'Azerbaigian, ancora un altro 3-0. Poi c'è stato il trasferimento a Sapporo, dove sabato farà il suo esordio contro la Bulgaria. Ci saranno le dirette televisive su Rai 2 anche di questo mondiale femminile. Inizio per quanto riguarda la prima gara alle 6:40 del mattino, ora italiana. Per il basket nazionale invece si comincia a fare sul serio con le gare che contano e assegniamo la Supercoppa. Sabato e domenica al Pala Leonessa di Brescia si comincia a fare sul serio, dicevo, con Torino-Trento e poi Milano-Brescia. A seguire domenica le finali. Andiamo alla Serie A, andiamo al calcio che ha visto ancora squadre in campo ieri, l'anticipo della sesta giornata di campionato tra Inter e Fiorentina era finita 2-1 per i nerazzurri, ieri sera invece le altre gare, a Udine Lazio batte Udinese 2-1, la Juventus in casa contro il Bologna ha vinto 2-0, il Napoli in casa contro il Parma ha vinto 3-0, la Roma si è ripresa decisamente battendo nel derby il Frosinone per 4-0. Oggi Spal Sassuolo e Empoli Milan chiuderanno la giornata. Anche in Serie B siamo in attesa della prossima giornata di campionato, ma intanto a tener banco è come sempre Zamparini, presidente vulcanico del Palermo. Che cosa ha fatto Zamparini? In estate aveva riassegnato la squadra a Tedino dopo che Stellone aveva fatto anche piuttosto bene nei play-off, era riuscito quasi ad agganciare appunto la Serie A, non c'era riuscito. Bene, Tedino è stato esonerato ieri da parte di Zamparini, squadra che torna nelle mani di Stellone per un'altra staffetta. I risultati che ci interessano: il Padova ha perduto a Foggia per 2-1, il Verona aveva già giocato, ha vinto 2-1, mentre il Cittadella, pure lei aveva già giocato, aveva perso 1-0 contro il Benevento. Ha riposato il Venezia, domani si ricomincia per quanto riguarda la B con Crotone-Brescia. La Serie C, nel girone B ieri sera spezzatino conclusivo, quindi le squadre che ci interessano quelle venete e quelle friulane. A Pordenone batte Virtus Verona 1-0, a Vicenza il Lanerossi Vicenza con il Rimini 1-1 pareggio, e poi Triestina il Nereo Rocco batte il Ravenna per 3-0. Si gioca regolarmente domenica con Rimini Pordenone, Albino Leffe Triestina, Virtus Verona Sud Tirol, lunedì invece il posticipo Feralpi Salò Lanerossi Vicenza. Adesso parliamo di
Calcio con la Serie D, perché vede il Montebelluna vittorioso contro il Chions e ora si punta alla prossima giornata, si sale a Feltre contro l'Union Feltre. Este al comando con 6 punti, Montebelluna in centro classifica con 3. Anche l'Eccellenza comincia ad entrare nel vivo, quarta giornata, questo è il quadro completo: Istrana, Union QDP, Luparense, Eclisse Careni Pivigina, Nervesa Real Martellago, Porto Mansuet Tombolo, Treviso Calvinoale, ricordiamo che si giocherà a Ponzano, Union San Giorgio Sedico Giorgione, Vittorio Veneto Liventina, riposa il Lia Piave. Promozione, girone D, anche questa giornata, la quarta, molto interessante, con Città di Caorle, Porto Gruaro, Conegliano Favaro, Cornuda Crocetta o Pitergina, Fontanelle Prodeco Montello, che si sta comportando molto bene da neopromossa, Fossalta Piave Lovis Spresiano, Giulia Sagittaria Villorba, 90 ZTLL Sinistra Piave e Vedelago Vazzola. Passiamo allora adesso all'Imoco Volley Conegliano. Ormai si attende insomma il rientro delle nazionali, il termine del mondiale, poi il ricominciare in campionato. Intanto ci si sta preparando, ci si sta allenando anche in casa Imoco dopo il bagno di folla dell'altra sera in centro città a Conegliano, dove la squadra è stata presentata ai tifosi e agli appassionati. Si sta lavorando con De Cruyff che riprende con lo staff medico dell'Imoco e con tutte le altre compagne, soprattutto le centrali. E a proposito di centrali, Gaia Moretto, facciamo il punto con lei perché è molto interessante. Cos'è che hai scritto su Instagram stamattina? Sono pronta a perdere l'uso delle gambe, una cosa del genere. No, vabbè, era una battuta, perché di solito in preparazione è dura, è il momento un po' più duro fisicamente, perché bisogna riprendere, ricominciare e quindi siamo pronte. Io sono pronta a iniziare carica, anche a soffrire un po' all'inizio perché è normale, ma sono carica. Qualcuno la conoscevi già, ma qualche bel mostro sacro, insomma, l'hai vicino questa sera? Certo, sì, questa sera iniziamo a lavorare veramente, io inizio a lavorare veramente con gente forte, gente esperta, da cui non vedo l'ora di imparare e certo, spero tantissimo, dovrò essere brava io a prendere tutto quello che queste atlete possono dare. In un ruolo anche un po' tosto? Sì, sicuramente, sì, ma l'obiettivo mio è di crescita grossa e quindi voglio lavorare tanto, provare a crescere il più che posso, mettermi alla prova e imparare da ogni situazione che si proporrà quest'anno. La squadra si chiama Conegliano, ma in realtà tifosi da tutto il nord-est. Con te potrebbe arrivare qualcuno in più da Veneto Orientale e Friuli, no? Mi auguro, sì, io sono di qui vicino, quindi mi auguro di poter portare, che tifosi qua di sicuro non mancano, è il tifo più bello d'Italia, c'è un motivo, però io essendo da qui, insomma, la mia famiglia, i miei amici, le persone che mi vogliono bene sono molto felici perché potranno seguirmi più da vicino. E anche Gaia Moretto si è resa conto, insomma, subito l'altro giorno in Piazza Cima a Conegliano del grande popolo e del grande pubblico, i grandi tifosi appunto dell'Imoco Volley Conegliano. Lasciamo il volley e passiamo al basket. C'è tutta una serie di appuntamenti, una serie di squadre che seguiremo da vicino. TVB Basket Treviso, questa mattina c'è stata una conferenza stampa con il coach Menetti che ha parlato della Supercoppa di Bologna, dove appunto la formazione trevigiana sarà impegnata nuovamente per cercare un titolo prestigioso. Vi racconteremo nel dettaglio domani quello che ci ha detto Menetti, cose insomma importanti alla vigilia della partenza per Bologna e alla vigilia di questo primo appuntamento importante dopo i 2 tornei effettuati e fatti. Vedremo cosa succederà appunto a Bologna quest'anno. Parliamo anche di Ponzano Basket Serie A2 femminile, è tutto pronto per il via, la presentazione ufficiale della squadra si terrà il prossimo 3 ottobre e dopo il torneo di Vicenza Ponzano si tuffa decisamente nel campionato, lo farà con una trasferta a Milano contro la Sanga Milano, si gioca sabato sera alle ore 18, primo incontro, poi
il 6 ottobre la prima uscita casalinga. Anche la Ruker Sanve è quasi pronta dopo le amichevoli, dopo i tornei vinti, allora ci si sta allenando al Palasaccon di San Vendemiano agli ordini del coach Mian. Tutto è pronto, anche qui l'esordio sarà in trasferta il 7 ottobre a Lecco, mentre la prima partita in casa il 13 ottobre contro l'Urania Fiat Milano. Lasciamo anche la parentesi del basket per gettarci nel rugby Benetton, perché è pronto a salire in quel di Edimburgo, squadra che sale nuovamente in aereo per la terza ed ultima per il momento trasferta. Poi ci saranno 2 partite casalinghe per quanto riguarda i biancoverdi appunto del Benetton. Allora ne avevamo parlato in settimana, ne avevamo parlato veramente noi come prima intervista che abbiamo effettuato al Benetton quest'anno. L'avevamo fatto con Rizzi, un giocatore nuovo che si è contraddistinto in queste giornate, perché sia la Gazzetta dello Sport sia un po' tutti i quotidiani hanno ripreso quello che è stata e quello che è l'amicizia tra lui e McKinley, una storia molto bella che ci racconta brevemente in questo stralcio di intervista che avevamo mandato già alcuni mesi fa. La riprendiamo perché è stata ripresa dai quotidiani, vi dicevo, una storia molto bella. McKinley era andato a Udine a fare l'allenatore, un Rizzi giovanissimo, quindicenne, lo allenava lui. Adesso è successo che domenica a Swansea c'è stato l'esordio fin dal primo minuto di Rizzi e poi il cambio che addirittura gliel'ha dato McKinley, quindi da allenatore a compagni di squadra. Ma sentiamo. Antonio, nel tuo ruolo avrai, tra l'altro anche Ian lo conosci, e avrai dei rivali, tra virgolette, dei concorrenti per giocartela. Assolutamente, io poter confrontarmi con gente come Ian e come Tommy è un onore, perché sono giocatori comunque che Alan ha fatto mondiali, ha fatto tante nazioni, Ian è un giocatore con tanta esperienza, quindi sicuramente un onore, ci sarà tanto da imparare. Soprattutto con Ian, è un ragazzo, è quasi praticamente mio fratello, perché 6 anni fa è arrivato a Udine ed è stato il mio allenatore, quindi lo conosco molto bene e è un sogno poter giocare insieme a lui. E allora la prima è andata come intervista, adesso responso al campo. Speriamo che vada tutto bene, grazie mille. E allora per Rizzi, insomma, non è andato tutto bene, ha fatto una buona partita, poi è stato cambiato appunto ed è entrato Ian McKinley. È stata questa storia, insomma, che è rimbalzata un po' su tutti i quotidiani, e l'abbiamo ripresa anche noi, che alcuni mesi fa appunto avevamo aperto con Rizzi questo nostro spazio dedicato al Benetton Rugby. Con questa notizia termina il nostro appuntamento di oggi, noi ci risentiamo domani, altro spazio, altra carrellata di notizie sportive, sempre dalla vostra web tv www.venetoglobe.com e dal canale 813 del digitale terrestre per la provincia di Belluno. A tutti voi, buona giornata.